Ma il Natale ha anche cose belle. A vigilia sono venuti a sambugnare fuori la porta, mi hanno suonato Bianco Natale, oggi piato un bel euro, cioè ci mi si mano a sambugnare a vista, ci ha messo di 4 euro vicino, ma ha detto buon Natale, morte e fame, e se ne è detto. Signor amico, questo euro a stiamo arrivando. E chissà è Natale, per non parlare dell'estate che è trascorsa. Io e la mia famiglia abbiamo avuto l'infelice idea di andare in vacanza a Capri, un cocktail alla frutta a 15 euro, dicendo che era frutta fuori stagione. Cazzo c'ha messo, i castagni, Sono entrato in un bar, volevo un gelato e ho detto una coppa media. A cassieretta sono 15 euro. E ho detto, signori, ha detto una coppa media, non una coppa way. Fate capire una cosa per noi. Gli vieni in una salumeria, una bottiglia di Coca-Cola 5 euro. E tu salumiere, ma quella è tutta colpa dell'Ever. E verrà da fumare più poco, mattina. Subito la roppa sotto la suda, papà e mamma, e papà vicino al salumiere, un panino al prosciutto crudo. O salumiere ha guardato e ha detto 7,40, grazie. Papà è vicino a mamma, nemmeno mi ha chiesto la dichiarazione di reddito. Ma quando cazzo va sto prosciutto? Ma il colmo è stato in un albergo, sotto la sua nonna e la nonna, si un quartiere, pensione completa, 500 euro al giorno, e ta nonna ci non, che significa? E tu nonno, cosa significa che un si piglia la pensione, a mucce e noi. Quest'anno in Italia il turismo ha avuto un calo del 40% per colpa della crisi economica. Grazie a Dio il ministro del turismo e dello spettacolo l'ha dato a scelta a TG2 Economia e stiamo già portando dei provvedimenti. C'è stato un calo del turismo e noi abbiamo pensato l'anno prossimo di mettere una casa da gioco in ogni città italiana più importante. Che se perché a marito, caranà, ora due sono le cose. O c'era di fish per senza niente e ci facete pazziano poco, poi ci distrarre, oppure andiamo vicino alla casa e dici sono rimasti 2 litri di sangue, dammi una bella fish di 5 euro come io. E poi col fatto del gioco a Napoli hanno colto nel segno, perché noi napoletani col gioco, il lotto, su 53 a Venezia, stiamo andando più gente, mi sanno via a Napoli 53 a Venezia, Callita al sito e Rabagnoli in da 20 anni. Che poi la cosa straordinaria è che a Napoli tutti quanti sappiamo che 53 a Venezia non esce da un sacco di tempo. A Venezia. Non so nessuno. È straordinario. Questa è la globalizzazione. E vuoi e là ci portiamo a casa. Ci manca solo che un veneziano fa un terno sic coppa a ruta di Napoli e stiamo a posto. Però. A Venezia non sa nessuno. Tanto è vero che l'altra volta stava una turista alla fermata del pullman a Napoli, vedevo che il pullman faceva ritardo, c'è vicino a un guaglione, giovanotto, io sono di Venezia, ma quel pullman quando passa? Oh, io dico, signore, siete di Venezia e ve la mandate pure. Io sto aspettando 53 a 8.000. Aspetta, signore, mi hanno detto che portavano un po' di ritardo. Ma chi secondo me la faccia a poi? Che poi a Napoli oramai il pullman non lo piglia più nessuno. Innanzitutto perché già passa sempre più raramente. Ma poi noi napoletani siamo un popolo socievole, ci piace a comunicare, già prima mattina a parlare. Quindi al posto del pullman ci pigliamo direttamente un corteo. Tanto è sicuro che passa un corteo. Oramai vicino ai fermati dei pullman, non stanno più gli orari dei pullman, stanno gli orari dei cortei. Ore 8 disoccupati di piazza municipio. Voglio chi si amico piglia a volo, allora tutto a posto. Ore 10 pensionati in piazza della piscina. Addirittura una volta un amico l'ho messo, tu hai un mondo e dice, ma no, che ci combinato? Ci viene una processione.
Tornando a parlare dell'euro, volevano fare la moneta pesante. Hanno visto che un euro in moneta non valeva niente, lo volevano fare di carta. Non lo faranno più. L'ho saputo in questi giorni. Anche perché, dato che anche 50 euro di carta non valgono anche un cazzo, hanno detto che mi fanno una rigiolo per fare una moneta pesante in una sala. 2 euro, 4.000 lire. Si facendo un salvatane a casa, ogni giorno mettevo 2 euro in 2 maialini. E me che stamattina ci sto porco in un Mercedes 5.000. Ma il governo ha detto, cittadini, la colpa è vostra. Puzza manca. La colpa è vostra perché siete voi che volete spendere tanto. Volete comprare le cose di marca. Se andate al discount, risparmiate e comprate le cose di qualità con marche diverse. E che problema c'è stato? Su YouTube discount, l'avete vista in marca. Candeggina magica. Infatti, quando c'era la lavatrice, non ha trovato più i panni. Shampoo Campus alla melanurca. Oh, per la prima passata ne vedi strappuno in capo vostro capito. Detergente intimo dolce sonno. L'ha lasciato un po' scaffare. Ma i più belli, signora mia, erano torroncini cardarelli. Si te mangi, già sai a ruai a fornire.